pilota, no? Sì. Oltre ad essere il singolo, è anche un film. Anticipa l'uscita di un film. No, film che proprio oggi è stato presentato al mercato estero, perché insomma c'è un grande interesse anche all'estero. Ed è un film che insomma ti vede anche protagonista. Sì, come coprotagonista, oltre come autore delle colonne sonore. Esatto. Poi, Nel senso, hai cominciato a fare l'attore. sì, ho avuto un coach d'eccezione che è stato Patrick Rossi Castaldi, che mi ha curato, mi ha interrogato sul copione, mi portava passo passo per quello che hai recitato, che è stato per me difficile. Però l'esperienza di Amici? Mi è servita, sì, Amici mi è servito in tutti... Una bella formazione. Sì, è stata una formazione, una palestra di vita oltre a artistica. Senti, a recitare ti è piaciuto? A recitare mi è piaciuto, non è stato il mio forte, diciamo che per me non avevo manco mai sognato di recitare, poi si è avverato prima il sogno e poi l'ho sognato. È proprio il tema di Assoli Sì. di York, vedi? Poi il sogno. Praticamente si è avverato quello che abbiamo poi cantato. Ma lo rifaresti? Nel senso che qualcuno dovesse Lo chiamarti? rifarei. Sì, Studierei questa volta, mi preparerei molto prima, però lo Però non lo rifarei. escludi in un Non lo futuro escludo. magari. Anche perché moltissimi cantanti italiani poi hanno fatto cinema, magari qualcuno anche prima e poi si sono dedicati. Sì, poi c'era stato un periodo storico in cui andavano quasi di pari passo, no? Nel senso che comunque con... però Morandi, esatto, Celentano, c'era Musicarelli Ranieri, all'epoca, no? Musicarelli. Musicarelli. Qui invece uno, insomma, oggi Dove anche il film veniva costruito sul attorno, pezzo. esatto, è una specie di commedia musicale cinematografica che poi viene sviluppata dal teatro, no? Alla tele. Albano. Esatto, chissà, no? Senti, invece più nell'immediato, allora tu proseguirai a girare l'Italia, continuerai a girare l'Italia con la presentazione dell'album e poi? E poi questo tour promozionale finirà Fino a metà novembre, no? Sì. A proposito, io vi ricordo una cosa, che è giusto che siamo a metà novembre, il 12 novembre su Rai Music, sul web della Rai, faremo una bellissima videochat e parleremo un'ora. Quindi tutti invitati a collegarvi da casa per chiacchierare con Luca Napolitano e per rivedere da qualche giorno prima anche tutta questa presentazione. Quindi mi raccomando perché rivedrete anche voi, Quindi Grazie. No, grazie a te Luca, assolutamente. Poi finito tutto ciò, quindi dal 16 novembre che succede? Comunque dalla seconda metà di novembre. Dal 16 novembre chi vivrà vedrà. Comunque tutte le informazioni saranno sul sito della Warner Music o sul sito www.lucanapolitano.it. E su quello di Rai Music che ti segue da vicino ovviamente. Soprattutto. Senti, ma ci fai sentire qualcos'altro prima di dedicarti a loro? Ammesso in un concerto. Glielo facciamo fare? Sì! Vai Luca! Partirà. Che male c'è, mi sento come un graffio che non lascia tracce in me. La differenza tra l'averti e ti volerti accanto non è me. E resto solo tra i miei sogni fino al giorno in cui mi sveglierò. Desiderami come tua amante, senza pensare al resto. Immaginati volermi accanto, anche se non concesso che tutto resti incontrollabile. Incontrollabile. Cammino con te senza chiedermi dove mi trovo e dove arriverò, nella coerenza di chi pretende un equilibrio anche in aria. E resto solo tra i miei sogni fino a quando tu mi abbaglierai. Desiderami come tua amante, senza pensare adesso. Immaginami volermi accanto, adesso è non concesso che tutto è
Lo sento come un graffio che non lascia tracce in me. E resto solo tra i miei sogni fino al giorno in cui mi sveglierò. Voi e direi come tua amante si sembra pensare adesso, immagina di volermi accanto, adesso è non concesso e tutto resti incontrollabile, incontrollabile, volermi accanto, adesso è non concesso, tutto resti incontrollabile, senza pensare al resto, poi immagina di volermi accanto, adesso è non concesso. Grazie! Grazie, grazie Luca, grazie a te. Io ve lo lascio. Di me lo avete. Vi aspetto su Rai Music. Grazie Luca. Grazie, ci vediamo il 12. Perfetto. Va bene? Promesso. Ciao Luca. Ciao a tutti, buon proseguimento. Ciao.